Ci sono delle persone che da una settimana stanno preparando questo momento di festa per voi, e ricordiamo che siamo volontari, quindi non siamo pagati e cerchiamo di fare del nostro meglio. Stasera forse all'inizio qualche piccola incomprensione c'è stata, ci scusiamo anche perché non vogliamo mai creare situazioni spiacevoli, visto anche un momento di chiusura di anno e soprattutto per augurare un felice anno nuovo. Questo anno si è chiuso con, abbiamo lasciato, è andata via una grandissima donna, la nostra scienziata italiana, la Rita Levi Montalcini, e vorrei ricordare una parola che ha detto in una sua intervista, che ha detto: bisogna mantenere i valori e non avere paura del male, qualunque esso sia, in qualunque forma si manifesti. Sono momenti difficili che stiamo vivendo, l'augurio che io faccio a tutti voi, a tutti noi, è quello di avere la forza, la volontà, la speranza di andare avanti. Questa serata ho visto dei bambini ed è la cosa bellissima perché è il nostro futuro. E noi che siamo più grandi abbiamo il dovere e il diritto, perché è un nostro diritto, fare in modo che i nostri giovani possano veramente sperare in un futuro. La cosa più bella che io mi auguro è che ritroviamo la speranza e la voglia di lottare, perché non possiamo permettere che tutto quello che è stato conquistato grazie ai nostri anziani, che hanno veramente sacrificato la vita per dei valori, non è giusto che noi possiamo e permettiamo a qualcuno che si alza la mattina e urla di poterli calpestare. È una cosa importante, siamo in uno Stato democratico, l'abbiamo conquistato con il sangue e non è demagogia parlare in questo modo, è la storia, non possiamo dimenticare la storia. La storia è vero, siamo noi e la costruiamo di giorno in giorno, e allora costruiamola insieme. Un augurio di buon anno, un 2013 soprattutto di salute per ognuno di noi e che ci porti veramente serenità. Auguri a tutti. Ringraziamo Patrizia con il suo bel intervento. Vasco che omaggia delle rose regalate da Meroni Giovanni a tutte le volontarie dell'Auser. È un bel gesto comunque, dai. Vasco è il nostro cuoco, il nostro cuoco. Grazie di nuovo, grazie a tutti, grazie. Grazie Giorgio, grazie a voi. Ovviamente stavamo pensando che veramente stiamo passando uno dei più belli ultimi dell'anno della nostra orchestra, veramente, perché ci state mettendo veramente nostalgia. Adesso vi facciamo ballare un quarto d'ora circa con la cassettina, perché poi ve l'ho tirata unica. Sì, andiamo per il caffè perché non siamo ancora riusciti a prendere il caffè. Vi lasciamo ballare, naturalmente poi saremo a vostra disposizione se avete richieste, se avete soldi non chiedeteci che quelli ne abbiamo poco, dopo però pezzi ne abbiamo. Grazie.